Bene, bentornati in questo nuovo podcast di Veneziano Therapy. Sono qui con un ospite speciale che ho conosciuto da pochi giorni, che mi ha interessato molto, veramente, in quello che ha da dirci. Parleremo in particolare in questo podcast di erbe medicinali. Sono qui con Giampaolo De Martis. Grazie Giampaolo per Grazie a te. aver accettato questo invito, e penso che chi vedrà questo video sentirà delle informazioni che non sono ovvie, che non girano dappertutto, nonostante di erbe medicinali si parla da tantissimo, ma quello che mi ha interessato tantissimo è il comparare l'emozione con la pianta. Io mi occupo di aiutare persone che soffrono di dolori cronici persistenti attraverso varie tecniche mente-corpo, però non ho mai pensato sì, ho sempre pensato che ci sono anche le erbe, c'è il movimento, c'è il mangiare, però non ho mai visto che nessuno parlava dell'emozione e delle erbe. C'è questa comparazione. Com'è nata da te questo tuo interesse su sulle erbe in generale? Possiamo parlare di erbe di Sardegna Sì, in particolare, sì, okay, perché ci sì, troviamo in Sardegna certo. adesso. Direi di sì. Com'è iniziata questa tua passione, se vuoi spiegarcelo? Ma non lo so se c'è stato un momento in cui è iniziata, cioè, o se è sempre stata. E semplicemente non era. È come se tu immagina ci fossi un seme, però finché non germoglia nessuno lo vede. È un po' come se io quindi non lo vedessi ancora, però sentivo e ho sempre sentito che era dentro di me, quindi già da bambino io cercavo nella terra, ero poco appassionato alla scuola, ma anche ai giochi in realtà. Mi piaceva proprio, mi ricordo benissimo che quando finivo insomma la lezione in classe, a scuola, sentivo proprio come una gioia dentro perché potevo andare a casa e stare in campagna e giocare con la terra, un po' come se stessi cercando forse questo germoglio, come se questo germoglio insomma dovesse nascere da un momento all'altro. Poi come sempre si dice nasce quando sei pronto, quindi a un certo punto evidentemente voglio pensare che sono stato scelto, prescelto e quel momento è arrivato, proprio quando sono stato pronto. Ed è arrivato, e più è arrivata con le erbe classiche, quindi con l'erboristeria, ma forse anche perché io avevo paura, ma sapevo che c'era un'esigenza più profonda che era quella di trovare altro. E questo altro era il fatto che ogni pianta ha la sua emozione, che le piante sono esseri viventi, ormai se ne parla tanto, quindi adesso è nella bocca di tutti, si può dire, questa cosa qua. Eh, Però è sempre stato così, quindi questa nonna, che è la memoria storica, sullo gnotto, come dice la nostra lingua sarda, che ha sempre utilizzato le piante in questa maniera. Le ho usate per varie problematiche, o Per le ha tutte. usate in modo cerimoniale o nella vita quotidiana No, anche? l'ha usata nella vita quotidiana, poi passando attraverso un rito, perché poi c'è comunque un rito, ma è sempre stata utilizzata, sempre. Tu hai parlato adesso delle nonne, cioè in Sì, particolare parli di una tua nonna o in generale no, le no. nonne che ti hanno circondato, insomma, del Sì, territorio? sì, come ti dicevo prima, proprio nella lingua sarda si chiama penso "nottu", che tradotto letteralmente, ovviamente, che mortifica la lingua, è il conosciuto, no, quello che tu conosci. È come dire che quello che noi facciamo con quell'erba lì si è sempre saputo. Non c'è qualcuno che lo scopre oggi. "Ah, guarda che bravo, ha scoperto", no, si è sempre saputo. Semplicemente per un momento ci siamo dimenticati, per un momento ci siamo distratti, ma si è sempre conosciuta quella cosa lì, c'è sempre stata. Ecco, questa cosa forse è la cosa più difficile da spiegare. Questa cosa che magari mi raccontano: "Ma tu parli con tanta gente, sì, il maestro", perché poi noi abbiamo questa cosa di figli di maestri, ma io so in coscienza mia che è difficile far capire alla gente che questa cosa l'abbiamo sempre saputa. Quindi in realtà non sto dicendo altro che quello che c'eravamo dimenticati forse,
o che avevamo smesso di guardare, Mh. capito? Non esistono maestri, semplicemente sono persone che ricordano nel momento in cui ci dimentichiamo. E la tradizione, diciamo, è stata tramandata, quello che tu sai è stata tramandata tra persona e persona, quindi tra parola e parola, e non è stato scritto veramente un qualcosa che è stato tramandato. Sì, ci son dei libri che sono tu hai appreso queste anche informazioni, o sono semplicemente dalla conoscenza che ti ha circondato? Allora, le cose vengono tramandate oralmente, questo sicuramente. Tramandando oralmente, ovviamente, la cosa cambia, si evolve. Quindi partiamo in un modo e arriviamo in un altro, no? Come si dice quando ci raccontiamo le cose, no? C'è sempre quella parola in più che poi diventa altro. Mh. Quindi sì, si tramanda oralmente. Ma credo che ci sia un momento in cui quei puntini che erano la base di tutto si presentano di nuovo a noi e noi li riuniamo esattamente come quando avevamo iniziato, questa genesi in cui tutto ha inizio. Una cosa che mi ha colpito molto rispetto a quello che è stato scritto, in realtà si racconta che in Sardegna non si scrivesse, cioè non ci sia scrittura, poi c'è chi dice che certo che c'è. È successa una cosa adesso in questi giorni che sono stato a Desulo, nel nuorese, ho visto che il costume di Desilo è diverso, cioè l'abito tradizionale di Desilo è diverso l'uno dall'altro, perché le donne scrivevano con disegni, con ricami, delle cose che solo le donne potevano capire. E questa cosa mi ha ovviamente aperto il mondo. Mi ha aperto un mondo perché la scrittura o la comunicazione era spesso segreta. Questa storia dei segreti c'è sempre stata, perché anche i rimedi dei guaritori sono Mh. segreti. E solo adesso sto capendo il perché. È una sorta di protezione poi alla fine. È la protezione che è dovuta a tutto ciò che è sacro, ma che rischia di perdersi. Come se dovesse andare a svalutare se tu la Le dici. perle famose perle ai porci, è Mh. inutile buttarle lì perché le stai sprecando. Quindi devono andare esattamente nella persona prescelta. Quindi le persone vengono scelte. Quindi c'è una nonna che ha 30 nipoti e sceglierà uno che è quello che lei sa è capace di portare avanti questa storia. Bellissimo. E di cose sacre, insomma, in Sardegna ce ne sono parecchie, mi fa pensare, non so, la storia dei nuraghi, o dei pozzi di Santa Cristina, che tra l'altro vorrei anche collegarmi con questa cosa, dei posti sacri, dell'acqua e delle piante. Sì, Perché ovviamente l'acqua fa parte di noi, come nel corpo umano siamo fatti da 70% se non sbaglio d'acqua, e le piante altrettanto. E questa informazione che l'acqua dà alle piante, ehm, vorrei capire insomma la connessione, se la puoi spiegare a chi non sa che alla fine, c'è questa informazione che le piante ci danno attraverso magari l'acqua solo. Adesso pochi minuti fa siamo andati a informare l'acqua, sì, o far fare informare l'acqua, semplicemente mettendogli dell'acqua sopra di sì, sorgente. sì, sì, sì. Puoi spiegare cosa avviene, del perché questa cosa della connessione tra acqua, pianta, emozione, C'è questa usanza sarda di raccogliere la rugiada, no? la E rugiada? la rugiada appunto Suserenu, che rimane Suserenu, che poi è intraducibile in italiano, perché per l'ennesima volta si rischierebbe di mortificarla. Quindi è l'acqua, la rugiada che rimane lì sulla pianta per tutta la notte si informa della vibrazione della pianta. E ogni pianta ha una sua emozione, come noi. E queste emozioni vengono appunto trasmesse all'acqua e quest'acqua così informata, assunta dal nostro corpo, assunta dalla nostra anima, ci riporta a quella giusta vibrazione. Questo in linea di massima, e quindi si raccoglieva la rugiada da piante diverse e ogni pianta appunto ha la sua emozione ed è meravigliosa questa cosa, perché praticamente non c'è un principio attivo così come è pensato nell'erboristeria classica,
quindi di conseguenza non ci sono controindicazioni, verosimilmente, no? C'è però un'emozione che lavora, quindi questa emozione smuove dentro di noi delle cose. Quindi è successo, ad esempio, che stamattina facendo questo piccolo incontro di rugiade, di raccolta appunto di serenadu, eh, assumendo questa rugiada anche immediatamente, abbiamo visto che c'è chi ha avuto la tosse, chi aveva mal di testa, chi aveva difficoltà varie, chi è stato bene, quindi significa che se a te viene la tosse, in qualche maniera qualcosa è successo, qualche emozione è venuta fuori o sta venendo fuori. E questo è geniale perché noi abbiamo a disposizione un patrimonio infinito di possibilità di guarigione, di andare a fondo nel nostro sé e levare fuori queste cose, perché è una cosa fondamentale della medicina popolare, come quella naturale, che c'è questa visione della patologia che debba uscire dal nostro corpo, debba proprio uscire dal nostro corpo. Quindi in vari modi questo accade. E la rugiada è uno dei sistemi. È solo uno dei tanti sistemi, eh. Ci sono altri sistemi che vorresti introdurre, che pensi siano utili a persone che magari hanno dolori persistenti, ansia o Certo, comunque assolutamente sì, oltre a questo della rugiada? assolutamente sì. Ce ne sono tantissimi, quindi c'è il saffumento, che è appunto una tecnica che si fa bruciando le erbe nel carbone, in una tegola. C'è Saavedra, che consiste in praticamente nel scegliere una pietra. Il guaritore sceglieva una pietra di una determinata forma e poi faceva dei riti con la persona che aveva dolori, che aveva paure. Considera che però la medicina popolare, io parlo di quella sarda, ma Sì, poi alla fine penso che siano tutte così. Io ho riscontrato tantissime unioni, fratellanze tra le medicine popolari, addirittura di sistemi esattamente uguali a milioni di chilometri di distanza. Si tratta più di trovare il trauma che ha causato quel dolore persistente o no. Perché la visione di nonna, appunto, di questa memoria storica, che come dicevo non è mia nonna, ma è la conoscenza della terra, che io chiamerò nonna, perché questa conoscenza è nella terra, ecco perché non può andare persa. Quando diciamo mh, abbiamo perso tutto, non è possibile, perché la conoscenza è nella terra, nell'acqua, quindi nelle piante, è lì, capito? Per un momento noi perdiamo la nostra visione scientifica, cioè pensiamo che qualcuno ce lo debba dire. Anche già pensare che noi nasciamo ignoranti, te la dice lunga su quanto siamo completamente fuori strada rispetto a noi nasciamo sapendo tutto. e secondo te perché siamo andati fuori strada così tanto? Anche perché adesso stiam parlando di medicina che non si avvicina minimamente alla nostra medicina, diciamo quella convenzionale, Mm. dove l'emozione non esiste, siamo macchine, siamo Sì, numeri. chimica e numeri, no, Sì, sì. ehm, secondo te perché è andata si è distolta, si è dispersa Si e rischia. nonostante adesso tante persone si affacciano alla medicina magari più "alternativa" tra virgolette, ehm, c'è ancora però la maggioranza che si affida a medicina comunque convenzionale. Allora, statunitense c'è questa storia della guerra al dolore, quindi nel momento in cui il dolore non passa subito, già è sbagliata, no? Quindi già è ovvio che ci si Mh, allontana. Per rispondere esattamente a quello che io vorrei rispondere, si rischia di sembrare complottisti, no? Ma io credo che ci sia un disegno assolutamente che ci vuole in una certa maniera, perché comunque è il periodo storico in cui dobbiamo vendere cose, no? È iniziato da un po' questo periodo storico, quindi dobbiamo vendere qualcosa. Quindi per vendere qualcosa dobbiamo essere malati, mh. quindi come diceva quello che oramai la medicina ha fatto talmente tanti passi da gigante che non ci sono persone sane. Quindi ognuno di noi ha una patologia, ma questa patologia è data anche dall'obbligo di essere in una certa maniera. Quindi tu, per stare in una società, devi stare in una certa maniera, devi stare al passo coi tempi, ti devi vestire in una certa maniera e devi essere malato in una certa maniera. Quindi c'è il controllo della malattia, ci sono i medicinali, c'è un indotto che gira attorno a questo benessere fittizio, incredibile, quindi abbiamo paura di tutto. Io, insomma, facendo escursioni
e avendo a che fare con piante, ti posso dire che la domanda più frequente è: ma se è tossica, ma se è pericolosa? Quindi viviamo perennemente nella paura. Quindi qualsiasi patologia noi abbiamo potrebbe essere qualcosa di più grave. La prima cosa che pensiamo è: e se è questo? Capito? Quindi abbiamo paura, abbiamo creato persone che hanno paura. Lo posso confermare anch'io con tutte le persone che insomma ho conosciuto con dolori cronici, è principalmente la paura quello che le tiene ferme, no, Sì. quindi questa paura, che non viene espressa in un certo Mh. senso, ehm, come la pianta può aiutare quindi, per esempio sto pensando alla fibromialgia, la conosci come Sì, sì, patologia? sì, Dolori diffusi in tutto il sì. corpo, no, che è molto diffusa in Italia, comunque nelle donne in particolare. Come quindi una particolare pianta può aiutare quella persona lì? Perché ogni persona ha una pianta immagino, cioè Sì, anche se tu pensi ho imparato in questi giorni che, che ne so, per la psoriasi c'è una particolare pianta magari, sì. no, ma come fa quella pianta poi a darti un equilibrio? Cioè cosa avviene? O magari se puoi dare una tua esperienza su di te, Sì. magari se puoi spiegare questa parte qui della connessione. Allora avviene indubbiamente, questa cosa è avvenuta, che soprattutto in Sardegna, poi sono sicuro che è successo in tutto il mondo, ma ripeto, io mi focalizzo su questa terra. Allora in questa terra, in ogni paese, perché poi alla fine non abbiamo città, abbiamo al limite grandi paesi, c'era una figura o c'era una società che consentiva un dialogo profondo tra persone. Quindi c'era la guaritrice che guariva con quel preparato X magico, però c'erano delle figure femminili o maschili che erano di sostegno, ok? Quindi c'era già una comunicazione che adesso non avviene. Questo ovviamente ci fa sentire terribilmente soli, e stando terribilmente soli è molto facile andare alla paura, quindi è facile facile. Credo che questa figura manchi, e quindi questa figura serviva proprio per far capire agli altri che non c'è di che avere paura, perché generalmente erano persone estremamente sagge che magari ti raccontavano: guarda che questo dolore che hai tu ce l'ha avuto anche la figlia di, e quindi già uscivi dalla paura. Poi eh, tutto questo approccio al dolore, è visto solo come, in questo momento è visto solo come il dolore, punto. Hai quel dolore lì, punto. Ripeto, come ho detto all'inizio, che quella medicina tradizionale c'è un trauma che ha causato quella cosa lì. E quella cosa lì, però quel trauma, lo stesso trauma ne può causare 20, capito? A seconda del nostro vissuto, però. Mh. Ecco. Allora, ogni pianta lavora su una emozione, su un vissuto, su una conoscenza. La cosa interessante è che non racconta che quella è la pianta che serve a te cresce nel tuo cortile. Quindi fondamentalmente nel tuo cortile, che può essere non per forza che tu hai un pezzo di terra, può essere il tuo terrazzo, può essere il luogo dove tu vai a lavorare, può essere la strada che fai per fare una passeggiata, e rivedi sempre la stessa pianta, magari se lo sai la vedi, nel momento in cui non lo sai che c'è questa possibilità di trovare la pianta che ti serve nel tuo cortile, ti rendi conto che la natura, la terra, ti dona tutto quello che ti serve. È proprio un approccio completamente diverso, ci fa uscire dal loop del bisogno. Per assurdo, quando non sei cosciente, è possibile che tu debba passare attraverso un dolore molto profondo. E questa è un'altra cosa che forse noi non abbiamo capito, che io stesso sto capendo adesso. Il fatto che tu soffra così tanto, che vada così in basso, che non è sintomo di debolezza. In realtà semplicemente stai risolvendo veramente quella cosa. Perché la risoluzione di questo trauma crea dolore,
perché devi uscire. E magari ti ritrovi a piangere ogni giorno di disperazione, ma perché sta uscendo quella cosa lì? Mh. Hai capito? Quindi questa cosa che deve uscire dal nostro corpo. Ad esempio era molto vista per i dolori articolari e fibromialgia, le cose che tu il dolore, quello persistente, Sì, quello cronico, si ut la visione di non è quella che questo dolore debba uscire dal nostro corpo. E si usavano spesso delle piante cosiddette vescicatorie, cioè che creano bolle. mh, Quindi questa pianta si posizionava sulla parte dolorante o su una parte che era intesa come la porta di uscita, cioè okay, io posso avere dolore in tutto il corpo, scelgo una parte del corpo che rappresenterà la porta. Io proprio la visualizzo, okay, da qui usciranno i miei dolori. Allora fai conto che quindi dal cuore, insomma dove ognuno sceglieva il suo. Quindi si utilizzava una pianta vescicatoria. Cosa vuol dire? Una pianta che crea bolle. Queste bolle poi, con un rito, venivano buccate, generalmente dal guaritore o da un conoscente o da qualcuno che era cosciente di quello che stava facendo, si buccavano e il liquido che fuoriusciva era la patologia che usciva dal nostro corpo, quindi si facevano delle meditazioni, delle visualizzazioni in cui si chiedeva al malato, tra virgolette, che visualizzasse la patologia che usciva dal suo corpo, per bellissimo, sempre. bellissimo. Questa parte della visualizzazione tra l'altro, ehm, la si tratta oggi nelle terapie mente-corpo anche, però non viene vista così nel profondo come qualcosa che esce da quella porzione del corpo, quindi Sì, è anche meccanica, no, molto cioè proprio meccanica, sì. anche fisica. Perché abbiamo comunque bisogno a volte di vederla, Sì, capito? che tu Soprattutto in questa società materialista, perché lo siamo, inutile che ce lo neghiamo, sentirla proprio che scorre. E poi è bello il pensiero che corra, mh. che non scappa, che scorre. E c'è il lascia scorrere. Quindi il sintomo, qualsiasi esso sia, che sia ansia, che sia dolore, è una cosa diciamo bella se vuoi, Sì, perché assolutamente sì. è un messaggero, non Certo, dobbiamo andargli contro. E questa connessione che hai detto è un qualcosa che deve uscire, già ci fa capire che non è, fisicamente lì, è un qualcosa che è collegato a un'emozione, è collegato a un trauma, ma in in movimento. movimento. Sì, E questo è già qualcosa che va contro, ogni diagnosi di un sì, dottore che dice: "Ah guarda è l'artrosi", ma è l'artrosi in magari non dà movimento. problemi, È in movimento però. Ce l'ho, ma è in è movimento. in movimento. E infatti nei dolori persistenti molte volte il dolore cambia di intensità, si muove e questo ci fa capire che è chiaro che ci sia qualcosa in più del fisico, del corpo. Quando hai parlato di traumi, può essere un trauma, cioè grande, piccolo, mhmm, possiamo intendere magari, non so, a 9 anni che ti han detto un qualcosa e tu te la sei presa male, piuttosto Esatto. che, un trauma anche fisico, no, o parliamo anche di traumi Assolutamente fisici sì, di qualsiasi tipo di trauma. Parlavamo stamattina della placenta, della cioè placenta. nasciamo attaccati alla placenta, questo cordone viene tagliato, viene prima climpato, poi tagliato quando ancora sta pulsando. Ma poi considerando il fatto che se il bambino dovesse cioè nasce con la placenta attaccata, non è una novità, se tu lo conservi, no, quello che adesso chiamano l'Ottus bed, ehm, ehm, se tu lo lasci lì, lo conservi col sale come è sempre stato fatto, questo si stacca da solo, ovviamente non sto dicendo niente di nuovo lì. Quindi, se tu ci pensi, tagliandolo che sta ancora pulsando, considerando che quel bambino è stato per 9 mesi con quella placenta, c'è un trauma di separazione molto forte, immediato, è il primo che tu hai. Tu vieni alla luce e già Mh. ti stanno facendo una cosa che non è nella natura, perché è attaccato e sta pulsando. Nessuno penserebbe di tagliare una cosa che sta pulsando, capito? Senza poi andare lontano. Probabilmente ci sono i traumi prenascita, Mh. di altre vite, cioè ci portiamo appresso cose che noi siamo chiamati, io credo che siamo chiamati a fare un lavoro veramente profondo e dobbiamo farlo. Dobbiamo riuscire a superare le difficoltà, ma anche le difficoltà che sono date da questa politica che tu devi essere sempre forte, no? Soprattutto nei maschi.
Mamma mia, no? questa storia che il maschio non deve piangere è una cosa che non si può più sentire. Sì, perché viviamo in una società dove il maschio deve essere quello che porta, quello che provvede, quello che dà, quello che protegge, Se mi no? posso permettere, proprio una cosa che mi sta a cuore dire è che non dobbiamo piangere davanti ai bambini. Mh, E che è una cosa che veramente non si può sentire, perché noi ci raccontiamo che i bambini devono vedere, devono sentire quello che è, no? Quindi mi dicono, ma tu li fai i corsi ai bambini perché sono loro che, capito? Tu devi fare tutto ai bambini perché sono il futuro e non puoi piangergli davanti. E poi mh, loro si ritrovano adulti che non piangono perché non hanno visto il padre piangere. Io non ho vero. mai visto mio padre piangere, quindi è ovvio che piangendo mi sento un fallito, no? Ma Sì, io non voglio fare così, non voglio essere così. Il dolore non puoi nasconderlo, non lo puoi nascondere, non è possibile. Se tu lo nascondi stai fingendo anche lì. Ma in nome di che cosa stai fingendo? Di una società migliore? Ma anche no. Ecco, in quel pianto probabilmente è uscito il mio dolore, perché capito? esce come un'emozione. Esce come un'emozione acqua Il che dolore fisico scorre esce come un'emozione benissimo. e la pianta potrebbe Deve aiutarti a fare scorrere, assolutamente. Qual è la questione? Che tu quando perdi il centro hai bisogno di qualcuno che ti riporti lì, oppure metti in gioco tutte le conoscenze che hai, prendi atto che devi essere la peggiore versione di te per cercare di far uscire tutto, lo fai e poi piano piano ti riprendi. super interessante. Riuscire però. Come in realtà vedi io sono qui in Sardegna da poco tempo, da neanche 1 anno, la mia quello che ho studiato l'ho studiato tramite, diciamo paesi esteri, Olanda, Australia, Nuova Zelanda, e anche lì c'è sempre la stessa cosa, far uscire l'emozione, cioè nella medicina quella Certo, tradizionale, no, ehm, quindi tutto è collegato, come dici tu, l'Australia è collegata all'Italia, non la vediamo, abbiamo l'eucalipto qua, io per dire ero qui che giravo, ma non ho mai pensato che ci fossero gli eucalipti. alla Sardegna. In Sardegna, boh, non so perché. Ho sempre pensato l'eucalipto sta da qualche altra parte. Vabbè, qui è arrivato perché per un'opera di bonifica, cose diverse, Sì, ma è arrivato, quindi nonna l'ha guardato, l'ha visto e gli ha trovato una collocazione, perché poi nonna cerca di vedere il bello delle cose, è la scelta di vita, no? Soprattutto quando si parla di piante, le piante anche già appena arrivate già si riusciva a trovargli una collocazione. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, come in Australia si usasse in una maniera, in Cina si usasse nella stessa mh, identica maniera, in due posti completamente diversi, poi in Sardegna uguale. Lo stesso sistema della medicina popolare cinese e degli aborigeni australiani. Ho trovato sistemi uguali nei nativi americani, sistemi assolutamente uguali della medicina ayurvedica, quindi indiana, dell'eucalipto stiam parlando di principalmente. qualsiasi sistema, di qualsiasi pianta, di qualsiasi rito. Mh, Riti assolutamente uguali. Cambiano probabilmente le piante perché non sono le stesse. È un eh, continente questa la Sardegna. La Sardegna è un continente in cui ci sono tante piante, diversi ecosistemi, ce n'è tantissimi che cambiano in 5 chilometri, è cambiata completamente il materiale della terra, le pietre, i minerali, le piante. È un continente. mh. Che cos'è secondo te che non sappiamo della Sardegna fuori la Sardegna? Persone che magari sono adesso che stanno guardando, non sono mai venuti, magari sono venuti in Sardegna per turismo, Mh. ma si sa tanto del mare, no, del bello che c'è nella Sardegna, l'acqua, le montagne se vogliamo. Un piccolo break prima di continuare con l'episodio. Volevo dirti che se sei qui davanti a guardare questo video probabilmente stai soffrendo da dolori persistenti da diverso tempo e non hai ancora trovato una soluzione. Ecco che ho creato un programma, un approccio terapeutico mirato a questi dolori persistenti che rispecchia le ultime neuroscienze del dolore. Questo è un percorso, si chiama Neurobalance, sta aiutando veramente tante persone, decine e decine di persone ogni giorno a ritornare alle attività
quotidiane senza limitazioni. Se sei curioso di sapere come è fatto o avere modo di accedere gratuitamente per i primi 14 giorni, vai direttamente nel link in descrizione e trovi tutto qui sotto. Per adesso è tutto, ti faccio continuare con il video. Cos'è che non si sa fuori della Sardegna? Ma io credo che Secondo fuori te? non si sappia quasi nulla della Sardegna. Se te lo devo dire col cuore in mano, Non perché si io sa penso quasi. che non si sa quasi nulla, perché comunque eh, Se dici, dovessi scegliere una cosa che ti sta più a cuore, che fuori non si dice molto. beh, sono tante. A me Tipo ovviamente i sta. riti dell'acqua non li conoscevo per niente, di Ok, quando non sono arrivato qua. ok, quindi io ti posso raccontare della medicina popolare, ma anche quella è talmente vasta, perché poi comunque la medicina popolare è anche nei nuraghi, perché nei I nuraghi. nuraghi si facevano sicuramente dei riti di guarigione, ne sono sicuro, così come nelle tombe di giganti, che poi le tombe di giganti magari è anche una parola sbagliata, l'abbiamo data noi buttata lì così, poi chissà cosa erano davvero. Non lo so, mentre me lo chiedevi è arrivato questo insetto che stava volando, si è fermato sulla gamba e quindi per me è un segno, perché non Sosinnos li chiama i segni, no? Quindi cerca di leggere ogni segno che avviene. Sicuramente le cose che non si sanno della Sardegna sono infinite, di questo ne sono sicuro, e quando mi sono ritrovato a scoprire e riscoprire dei riti che poi si utilizzano in altri luoghi, ho proprio detto, ah, quindi anche noi facevamo queste cose. E dire è un sardo che dice una cosa del genere, significa che ci siamo persi per strada molte cose che probabilmente in qualche maniera hanno voluto nascondere. Che il problema è che quando tu utilizzi questa parola entri nel complotto, Sì, entri nel capisco. ma io non voglio essere fare, non ne voglio fare, io lo so che l'acqua c'è, l'abbiamo vista che c'è l'acqua, che i riti di acqua si facevano, che producevamo cose, lo sappiamo, che ci sono 10.000 torri, molte alte 30 metri, insomma, non mi pare che ci sia niente da. È successo qualcosa, Sì, certo, cioè, si può vedere ovunque che appunto. c'è qualcosa e non c'è un segno scritto, non c'è nulla. O magari i segni scritti ci sono e noi non li vediamo. Ti posso dire Mm. con certezza che quello che ho scoperto non l'ho letto. E se l'ho letto nelle piante, l'ho letto nell'aria, l'ho letto nel vento, negli occhi delle donne con cui ho chiacchierato, degli uomini con cui ho chiacchierato. E ti garantisco che forse scrivere non è neanche necessario alla fine, perché c'è comunque un alfabeto che tu vedi e comunque penso che abbiamo anche scritto in qualche maniera. Quando dici lo vedo nelle piante e nella forma nelle piante, cosa vedi tu nella pianta? Quando Vabbè, la nella guardi? pianta vedo tante cose, allora, a parte che oramai non ho nemmeno paura, insomma, di dire tutto, nel senso che io ti dico proprio col cuore in mano che sogno delle cose che sono dei preparati che sono sempre esistiti e che nessuno mi ha mai raccontato, che li sogno e dopo un po' ne ho semplicemente la conferma che quel sogno non era casuale, che quella pianta che ha il fiore giallo io so che avrà sicuramente a che fare con la pelle, perché mi sono accorto che tutto quello che è giallo è legato alla pelle, mi sono accorto che tutto ciò che è rosso è fuoco, e quindi alla fine tu guardi la pianta, vedi che forma hanno, vedi che hanno le spine, quindi sicuramente ti proteggeranno in qualche maniera, soprattutto dai boicottamenti che noi mettiamo in atto, no? Perché noi tendiamo sempre comunque a boicottarci. E quindi mi parla così. Se è una pianta che cresce dove non cresce nessun altro, capisco che non ama la competizione. Se vedo che, cosa ne so, che è una sarmentosa che tende ad affogare le altre piante, capisco che è una pianta che mi aiuta, che potrebbe aiutare chi invece si lascia reprimere e sopprimere in tutto. Ecco cosa dicono. E mi succede anche che mi chiamino, non te lo posso negare, cioè lo so, poi sembra strano, è così. Quindi sento che c'è e poi la trovo, senza vederla. Sento
il richiamo e trovo quella pianta lì, e che è tutto sembra mistico, sembra quasi fantascientifico, ma solo perché noi l'abbiamo persa. Questa Sì. cosa ci sembra, ma è davvero una cosa normalissima. È come le persone, noi sentiamo e poi le incontriamo. E poi perché uno dovrebbe inventarsele, nel Ma no, senso, infatti, ma chi se ne perché frega? tu fai questo da 15 anni, se non sbaglio Sì, mi hai da detto, no? 15 anni tengo lezioni in qualche maniera. Quindi, cioè, l'esperienza di 15 anni ti ha dato un sacco oggi, nel senso, è un bagaglio tuo che sai che è vero, che è quello, perché magari i primi anni, magari la coincidenza, è questo e quell'altro, il giallo di Mm, cui hai parlato all'inizio, ora sai che quel giallo è per assolutamente la lo so. pelle. Sì, sì. Qual è la tua missione adesso dopo questi 15 anni di lavoro, di esperienza, Vabbè, la mia missione continua a essere la Sardegna e lo sarà per sempre. di far conoscere la Sardegna? Quindi una parte, una visione che non ha nessuno, una conoscenza non tanto, cioè che la gente conosca la Sardegna sotto questo punto di vista. Credo che non sia casuale il fatto che io sia nato qui e tutti i ricordi che ho di altre vite fossero sempre in Mh. Sardegna. Tutti. Non mi posso vedere da nessun'altra parte che non sia qua, devo essere sincero. Eh, e poi, vabbè, far conoscere le piante, far conoscere un sistema, un modo per essere connessi con l'universo. Se non ci connettiamo è tutto materia, è tutto guadagno, è tutto povero secondo me. Questo è il mio punto di vista, ecco. Mi piace l'essenza, mi piace, così come abbiamo fatto oggi, aspettare il sole, no? Quando si può, e capire che è un gesto che abbiamo sempre fatto, che adesso magari facciamo meno, magari anche solo guardare un tramonto, giusto per capire che il sole poi non lo vediamo più per un po', però poi esce di nuovo, che è una cosa che ci ripetiamo mille volte, ma vedendola e guardandola tutti i giorni forse ci rinfresca le idee, no? Perché poi entriamo in questo tunnel del buio, della Sì. sofferenza. Tutti quanti, chiunque, anche il più illuminato, eh. Anzi, probabilmente più sei illuminato e più stai male. Questa è un'altra cosa che bisognerebbe Come raccontare, mai? perché per andare in quel posto lì devi passare attraverso quello, non c'è alternativa. Devi fare esperienza tu di quella roba là, se no non puoi Bravissimo. non puoi dare No, niente all'altro che lo sta no, vivendo adesso. l'empatia la puoi manifestare solo essendo stato male. Se tu non hai vissuto la gelosia, il dolore, come fai a Certo, capire chi lo è? Semplicemente ti poni in mano, la gelosia è un sentimento che non devi avere, come la rabbia. Ne parlavamo anche ieri. È un mondo politicamente corretto, no? In cui se sei rabbioso c'è qualcosa che non va. Io credo che ogni essere vivente di questa terra abbia trasformi e utilizzi la rabbia in qualche maniera. La rabbia è un sentimento che abbiamo, non è brutto e cattivo, no, ce l'abbiamo, così come il dolore, ce l'abbiamo. E boh, forse anche l'umiltà di dire sì, sì, per quelle cose mi arrabbio, perché come dicevamo proprio ieri, la mamma proteggerebbe il figlio a costo della morte, perché la perpetuare della specie. E se noi andiamo da un leoncino, la mamma ci fa a pezzi se glielo tocchiamo, ma come a una scimmia o a un gattino o a un essere umano. Lo proteggiamo o sbaglio? certo, Mi sto inventando certo qualcosa? che lo proteggiamo. Allora, Sì, questa politica del buonismo a tutti i costi, dell'illuminazione che non mi sta iniziando a stare stretta, devo essere sincero. Non lo so che non è politicamente corretta, ma non fa niente. come se il nostro è l'animale che c'è in noi Bravissimo. non viene fatto vedere, Accolto. accolto. Questa è la Esiste. repressione. La repressione è Assolutamente di sì. quell'emozione che poi c'è quella Esatto. rabbia che no, devo stare tranquillo perché Come la diceva gente Robo del pianto, no? se non mi vede composto chissà cosa pensa. Ehm, sì, e questo nasce in varie patologie poi. Mm, Ci sì. sono particolari cose che perché abbiamo parlato del dolore, dell'ansia, insomma, degli stati emotivi.
Ma se andiamo ancora più a fondo in problematiche più gravi, se vogliamo, come, che ne so, il cancro, Sì. ehm, come si curava? Perché ci sarà stato anche lì anni fa, nell'antichità, il cancro, cioè il tumore. Come si curava in antichità in Sardegna? Allora, credo, e poi, parto dal presupposto che c'è qualcosa che impazzisce dentro di noi, e impazzisce nel momento in cui noi non abbiamo da subito, mhmm, accolto questa sofferenza, accolto questo trauma. Cosa succede? Che io ho un mal di schiena, prendo un antinfiammatorio, poi mi viene quella patologia della pelle, prendo quel cortisone, quella cosa lì, ed è possibile che si stia manifestando lo stesso trauma in maniere diverse. Io continuo a ignorarlo, Mh, continuo a non volerlo far uscire, e alla fine impazzisce tutto dentro di noi, impazzisce proprio tutto. Quindi, il tumore, fondamentalmente non esiste di suo, nel senso che, è difficile trovare un racconto che ci dica, che ci, faccia capire, come, cioè non è il tumore che devi curare, e non si è mai mh, curato il tumore, ma è sempre il trauma. Se tu lo se tu lo, fai finta di nulla, come quando arriva il pianto e tu lo reprimi, quel pianto prima o poi uscirà da qualche parte, farà impazzire tutto. Quindi, e mi è capitato di avere a che fare con persone che mi hanno chiesto aiuto rispetto ai tumori, e l'approccio che io ho avuto è stato quello del trauma, non del, cioè non utilizzerei mai un anticancerogeno, un antitumorale, non esiste mh. l'antitumorale, esiste la pianta che lavora su quell'emozione lì. Quindi noi non guardiamo il tumore, guardiamo quello che ha creato il tumore, capito? La radice. L'emozione che è alla radice. Quindi, è vero che poi l'organo interessato è sicuramente l'espressione di quel trauma, quindi se sarà l'intestino, ci sarà sicuramente della rabbia repressa, della, come dire, e allora utilizziamo una pianta che lavori, che è sempre stata utilizzata per l'intestino, ma non perché così l'intestino funziona meglio, ma perché l'intestino è l'organo che ha gestito quel trauma. E mi pare di capire in questi anni insomma, di incontri, di conoscenze di patologie, di persone, eccetera, eccetera, che quel trauma lì non per forza, va nell'intestino, ma va nell'organo che noi manifestiamo con quel trauma. Non abbiamo lo stesso organo, perché probabilmente cioè probabilmente perché non abbiamo lo stesso vissuto. Quindi ho conosciuto una persona che ha avuto questa problematica, che da piccolo, anzi da piccola, aveva sempre problemi all'intestino, ha sempre avuto problemi all'intestino. Quindi l'intestino è l'organo che, come dire, che è, non più debole, quello che è prescelto Mh. dal corpo per, far uscire fuori questa cosa, no? Manifestarla. Però io credo che anche tu pensi che il corpo ci stia avvisando in realtà. E È quindi un messaggero, il dolore ci sta non è brutto e cattivo. che a volte ce ne accorgiamo troppo tardi. Ecco, questo dolore ti dice: "Guarda, siamo ancora in tempo, però mi raccomando non perdere più tempo". Quindi Sì, magari è un dolore che ti blocca e tu sei costretto a bloccarti, sì. e lì lo vedi, e magari no, magari continui a fare, non ascolti e poi diventa irrimediabile la cosa. Quindi il tempo è fondamentale, la consapevolezza, no, è fondamentale di capire: okay, mi sta dicendo qualcosa. Probabilmente oggi con tutti i farmaci copriamo tutti questi sintomi e Sì, non li capiamo più copriamo. non capiamo più cosa sta succedendo, no, Sì, che poi creando dipendenza a questi farmaci è anche poi difficile sbarazzarsene e dire: "Okay, adesso mi pulisco", così. Se non sei guidato da qualcuno che magari ne capisce un attimo, sì. anche solo un medico che dice: "Okay, ti togliamo tutto questo cortisone un po' alla volta, con questi antinfiammatori un po' alla volta, e piano piano rimettiamo magari delle erbe o mettiamo altre cose, no, che possono darti una mano." Probabilmente magari il medico classico non te lo dirà, però ci sono persone come te, fortunatamente, che esistono per darci una mano. Una delle ultime domande che volevo farti
mi veniva in mente che ci sono delle piante in Mezzo America, comunque anche in Australia, ehm, che ne so, l'ayahuasca, la conosci l'ayahuasca? Sono piante diciamo psichedeliche, molto potenti, dove si arriva alla morte non fisica, ma alla morte diciamo, se vogliamo, dell'ego, emotiva, no, per rinascere. Ci sono delle piante in Sardegna che, sono di quella portata lì o magari solo in Italia o in Sardegna in particolare, che danno quel senso di psichedelico, ehm, non so come dire, tutte guarigione, però quelle particolari piante non se ne parla molto, secondo me in Italia, di qualcosa che c'è, magari la salvia mi viene in mente, no, che ti dà quel senso di stranezza, non so, magari assunte in differenti modi. Allora, le piante e ci sono sempre state, sono lì. Ci tengo a precisare che la Sardegna e l'Italia sono proprio due posti completamente diversi, quindi è proprio una questione eh, politica, è solo politica il fatto che la Sardegna sia considerata Italia, è solo una questione politica. A sono due posti completamente diversi, non c'entrano nulla, nella cultura, nella lingua, nelle tradizioni, sono due posti completamente, due mondi diversi, come dire Perù e Basilicata, sono due posti completamente diversi. Dico Basilicata per dire. Sì. E va bene. Allora, io sono figlio della lucidità, quindi ho conosciuto maestre vere, cioè vere nel senso che hanno chiacchierato con me, che mi hanno fatto vedere delle cose, che però hanno lavorato nell'estrema lucidità. E quindi diciamo che per assurdo, questa so che è una cosa forte da dire, ma fa niente. Le piante psicotropiche, le piante che danno stati di coscienza alterate, queste del Centro America, eccetera, corrispondono ai nostri farmaci, nel senso che ti fanno fare un viaggio, cioè ti fanno vedere che il dolore può passare in quel momento lì, ti fanno vedere delle cose, Mh-mh. ma sono stati di coscienza alterati, cioè è come se tu all'ultima spiaggia dica vabbè, allora io ti prendo, ti faccio vedere le cose e poi chissà che te ne faccio una ragione, ma nella lucidità tu cosa fai? Sei costretto a zappare ogni giorno quel pezzettino di terra, ma nella lucidità però, in quello che è, e nessuno ti potrà toccare. Facendo quel viaggio tu arrivi a vedere cose che altrimenti non avresti visto, messaggi molto forti, ok? Ma li devi vedere però, sono cose materiali, non te lo posso spiegare. Nel senso che tu pensi che magari nello stato alterato tu non vedi veramente la lezione. No, sì, sì, tu la vedi veramente, però il fatto che tu l'abbia dovuta vedere significa che non c'erano altri modi per risolverla, Okay. capito? È una Dici, scorciatoia dici, magari, è che che non non me la sento funziona. di dirlo perché poi verrò etichettato come quello che è. In realtà io sono figlio della lucidità, quindi io Okay. di questo posso raccontare. Il Gioschino da stati di coscienza alterati, lo stramonio da stati di coscienza alterati, da stati di coscienza alterati la mandragora, che in qualche maniera ci sono in Sardegna. Non Mh. lo so se sono autoctone, secondo me no, Mh. ma sono arrivate dopo. Ma noi non dobbiamo aver bisogno di stati di coscienza alterati, perché il nostro stato di coscienza alterata è perenne, se noi volessimo. Se tu consideri che l'alcol è stato come dire, uno strumento di controllo delle masse da sempre, così come le droghe, lo stato di coscienza alterata, usato sì, c'è tutta una politica religiosa assolutamente intoccabile poi, se tu la tocchi sei quello che vuole andare, io non sono contro nulla, veramente, solo che questa voce di lucidità io la vorrei portare, cioè la lucidità veramente. Come la alleni la lucidità? La lucidità la alleni stando anche nel dolore, Presente nel dolore. anche.
perché ho visto che fa una grande paura. Se c'è una cosa di cui abbiamo paura è il dolore, tant'è che non gli facciamo la guerra. Se io piango non sono una persona con cui tu vuoi stare, capito? Perché piangi. La questione è che quel pianto è necessario perché noi ci raccontiamo che la patologia deve uscire dal nostro corpo, il qui e ora, quante cose ci diciamo, no? Però sembra che questo qui ora debba sempre essere come si chiama, la luminosità, la gioia, vedi, lui sa gestire tutto, gestire le emozioni. Cioè, io con te non posso essere triste, capito? Perché altrimenti tu quel giorno lì non ci stai con me. Ma questo è un mondo finto, Certo. è un mondo assolutamente finto. Sì, quindi le piante penso che ci siano. Ci sono, cioè ti posso garantire che ci sono, ma l'assenzio, Mh. cioè l'assenzio arbustivo, quello che cresce da noi, dà stati di coscienza alterati, ovviamente superando quelle dosi lì. Mm? Sì, ha senso quello che dici del Però tu immaginati la lucidità, essere qui presente, riuscire a vedere quel sole che sorge, che, cioè non significa che tu non lo possa fare comunque, attenzione, e non sto nemmeno dicendo e non uscirà mai dalla mia bocca che è sbagliato. mh-mh. Io sto solo dicendo che sono figlio della lucidità, quindi non sono esattamente la persona più adatta per dirti questa cosa. E ho frequentato, non so perché, si sono presentati a me donne, uomini estremamente lucidi, che quindi mi hanno fatto vedere che bruciando delle erbe dentro un nuraghe, al centro del nuraghe, in un nuraghe che era un po' crollato, quindi non aveva più il tetto, questo fumo che si sprigiona dalle piante quando le butti nel carbone, gira attorno alle pareti del nuraghe e va in alto. E poi lei diceva, così guariamo tutti, non solo noi, perché questa spirale poi avrebbe portato questo fumo ovunque. Capisci la lucidità che c'è in questa parola? Nella parola, eh, nella parola l'erba che ti serve cresce nel tuo cortile. C'è una lucidità disarmante, non c'è la visione di altro. Guarda, quello che ti serve è È lì, lì. è a fianco a te. Non scappare, non cercare scorciatoie, non provare perché tanto lì devi tornare. Jadon Rasamie, dice nonna, che significa tornerai a me, alla terra, a lei. Sì. Quindi noi, hai visto, siamo andati a New York, nell'ultimo piano del grattacielo più alto, o dov'è, a Dubai, o dov'è il grattacielo più alto, ma tanto poi le persone stanno tornando in campagna, vogliono cambiare la vita. No, Si ritorna all'origine insomma. per forza. Però probabilmente dovevamo vedere tutto, no? Questo passaggio lo dovevamo fare. Abbiamo una grande opportunità, secondo me, noi adesso, che è quella di essere felici con quello che abbiamo, riproducendo il cibo va prodotto. Nel momento in cui lo produci tu decidi cosa mangiare, non prima, non quando c'è il supermercato, perché altrimenti sei completamente fuori strada. Sì, anche l'energia insomma del prodotto che arriva dalla terra o arriva dal supermercato è ovviamente totalmente diverso, ma questo lo sapranno tutti, non è solo il gusto, c'è Certo. anche l'energia di quella E roba là, occhio no? però a questa energia a non ucciderla con Mh, le nostre credenze. Quella cosa fa male, quella cosa fa male, quello è veleno. Sono egregore, sono cose sì. che noi creiamo. E nella fibromialgia tra l'altro si parla sempre di la dieta antinfiammatoria, no, Mamma si mia. sa. La dieta antinfiammatoria qual è? Non è che non devi mangiare mi hai fatto pensare a te che dicevi della glutine, no, Mh, che adesso siamo intolleranti a tutto, mh, la glutine fa male, sì. oppure non si deve mangiare, la carne rossa dicevano, ehm, Ma di grazia, se tu hai quella, cosa potresti mangiare di altro? Devi andare al supermercato per comprare il resto. certo, Ma se tu hai quello, tu cosa riesci a mangiare allungando con la mano? Cosa c'è nel tuo cortile? Non potremo limitarci a mangiare quello che riusciamo a produrre. Cioè, se io ho una gallina che si mangia anche gli insettini e si mangia l'erba che mi cresce, dove sta il problema? Se io mangio le uova e la gallina. Capisci? Dov'è il certo. problema? Che cosa ci stiamo inventando realmente? Quale elevazione spirituale stiamo inventando realmente? Se non conosciamo veramente nulla di questo mondo? Sì, Capisci?
È lì che mi perdo, dico: "Ma veramente?" Allora devi spostarti, devi creare un sistema che è il tuo, non è giusto, ma è il tuo, è giusto per te, punto. Esisterà ancora, può esistere il giusto per noi? Posso dire che esiste un sistema giusto per me, che non per forza va bene a te. Riusciamo a non pestarci certo, i piedi? certo, Già dolorosa certo, mia è tanto, alla terra certo. torneremo. Comunque, facendo il giro che ti pare, Vuoi non vuoi, ci devi ripassare assolutamente da sì. quello del problema, È dalla qui che ci sofferenza. libereremo di tutto, dei dolori, qui ci libereremo, quando torneremo a avvicinare i nostri cuori. Quindi non è una questione di anima, è cuore, è il cuore che deve essere vicino. I nostri cuori non sono vicini, punto. Quando hai parlato adesso sto facendo qualche domanda in più, che mi sta venendo proprio in mente, riguardo proprio al cuore. La mia ragazza si occupa di, vendita di cacao cerimoniale. Sì. Cerimoniale dalle popolazioni Maya. Questo cacao viene importato nel Nord Europa e viene poi lavorato e smistato, perché secondo lei, o comunque secondo queste popolazioni, il cacao è l'apertura del cuore. C'è una pianta in particolare che m'hai detto, qualche giorno fa, in questi Sì. giorni. Qual è la pianta dell'apertura del cuore? Si rischia sempre di essere di sembrare razzisti, di sembrare ma, Mh, già rosa mia, quindi già tornare alla terra tornare alla terra significa usarla questa terra. Il cacao apre il cuore. Dove? dove? Dov'è che lo apre? In che popolazioni è Ah, usato il cacao? Belize, Guatemala, Messico. Capito? Qua c'è il biancospino, qua ci sono altre piante. Se noi continuiamo, ma non perché non voglio che si importi, però se noi continuiamo a dimenticarci quello che noi siamo, rischiamo di essere sempre dipendenti da qualcosa. Certo, ha anche senso usarlo da dove arriva. Perché Lo è lì usi che ha un perché sei lì. significato profondo, Mh, è lì che ha un significato profondo, ma non per negarci le cose. La questione è che noi dobbiamo sempre esasperare sì, tutto. Quella cosa lì funziona, ma perché cresci lì, è sempre cresciuta lì, energeticamente è lì, non la puoi spostare, non lo puoi fare, poi lo facciamo perché adesso ne abbiamo bisogno, va bene, soprattutto ma se non qui cosa cresce. si usava? Perché altrimenti passa il messaggio che noi non lo sapevamo, Mh, no? Come l'Oriente, no? Loro sono i saggi, loro sanno che loro che portano la meditazione, ma qua si faceva la meditazione, la facevamo pure noi la visualizzazione, anche noi facevamo i sacchettini che poi servivano per curarci, anche noi facevamo la copettazione, no? Il bicchiere con la candela. Voglio dire, ogni popolo ha la sua conoscenza. È importante dare importanza a quella conoscenza, perché quella conoscenza nasce lì, con quelle erbe lì, con quelle piante lì che tu puoi andare a comprarti. Cioè, scusa, che tu puoi andare a mh, raccoglierti, che non devi andare a comprarti. C'è ha sempre senso. qualcosa da vendere. Sì, ha senso, C'è sempre assolutamente. qualcosa da vendere. Cosa vuoi aggiungere in più che magari non ti ho chiesto, che secondo te è importante dire, se vuoi aggiungere Ah, qualcosa? sicuramente che non voglio assolutamente chiudere nulla, sembra che non voglio che niente entri. Deve continuare a entrare tutto finché ne abbiamo necessità, però questa cosa che riscopriamo e riprendiamoci quello che è nostro, che è qui, capisci? Cioè in questo periodo sto andando spesso in Italia, perché comunque voglio portare questa voce anche oltre la Sardegna, e mi sono accorto che le piante sono diverse. Quindi posso portare una parola, posso portare un modo di vedere le cose, posso portare un rito, Mh, ma le piante sono altre. Quindi bisogna scoprire le piante che si potrebbero usare lì, o ancora meglio, quello che si faceva lì. Quello che voglio aggiungere per concludere è che noi abbiamo tutto quello che ci serve e anche molto di più qua fuori. bene, molto interessante. Come possono
contattarti le persone che guardano questo video, questa intervista, se vogliono, magari hai un sito web o un'email Ehm, o un social, non so. sì, certo, social tanti Poi o li sì. metto magari in descrizione del video, Va così lo bene. trovano. Social c'è Giampaolo De Martis, che è la pagina profilo Facebook, c'è Okay, la pagina Calarighe, che è la libera scuola di erboristeria popolare sarda, Calarighe, e Calari. poi c'è anche la pagina dell'Home Restaurant, che insomma che ho aperto anche per mostrare un modo diverso di fare cibo, che è quello di prodursi il cibo. Quindi il cibo che si mangia è completamente autoprodotto o frutto di scambio etico, perché comunque è 15 anni che scambio, nel senso che i miei incontri avvengono a libera offerta oppure a scambio etico. Che l'Home Restaurant si trova? Si trova a Bancali, vicino a Sassari, si chiama Sagoghina e Domo, quindi Sagoghina e Domo è scritto. Okay, Comunque è una pagina collegata a Giampaolo De Martis, quindi si può trovare cercando il okay, mio profilo, ci sono insomma dei post e ci si arriva. E basta, quindi okay, in questa maniera qua. perfetto. Ti voglio ringraziare, è stata per me interessantissimo e spero anche per chi ha guardato questo video. Grazie a te. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie.